Le favole dove stanno? Ce n'è una in ogni cosa, nel legno, nel tavolino, nel bolchiere e nella rosa. La favola sta lì dentro da tanto tanto tempo e non parla. È una bella addormentata e bisogna svegliarla, ma se un principe è un poeta a baciarla non verrà. Oh bimbo, la sua favola invano aspetterà. Le favole dove stanno? Ce n'è una in ogni cosa. Le favole dove stanno? Le favole dove stanno? Stanno qua. Bravissimi, bravissimi. Buon pomeriggio a tutti. Ringraziamo Arti Varti, Compagnia Teatrale di Portogruaro, Martina Boldarin, Max Bazzana, che sono di Portogruaro, però hanno delle conoscenze tentacolari, tanto che oggi hanno portato qui per noi, per voi, l'ensemble della République Chanteuse di Zagabria, 26, fammelo dire Max, 26 elementi arpe, che adesso entreranno tutti e 26 e sarà uno spettacolo. Da Zagabria, hanno perso. Ma anche perché poi siccome ho scoperto che era per volontariato. Come per volontariato? Il comune non ha pagato? No, non so di noi. Queste cose non mi dire. Okay, però ho una soluzione. Scusa, mi sta partendo un attimo. L'ensemble di Zagabria non è potuto essere qua perché l'autista che portava faccia. Però c'è una soluzione. Trovala. Non avendo altre possibilità, vi chiedo la vostra disponibilità. È una cosa semplice. Allora, io ho qua dei cartelli, li vedete tutti? Che cos'è questo? Il dialetto? No, io, lui. Ah no, sì, lo so, allora, quando io a un certo punto vi mostrerò questo cartello, vorrei sentire, per cortesia, di svolazzare. Non so se ce la fate a fare, provate con il verso del cielo. Un'altra piccola cortesia da maestro di musica: se lo tengo qua in basso, gli uccellini volano basso, se lo tengo in alto, gli uccelli sono. Okay. Proviamo, Ok, va, secondo passo. Allora, questo che cos'è? Un temporale. Allora, per il temporale vi aiuto io, è una cosa molto semplice. Dovete prendere le vostre mani, per chi ne ha due va bene, uguale, ok, e le sbattete sulle ginocchia, non sulle cosce, altrimenti divengono viola, Anche qui, basso e basso, ok? Via. Questa va con questi giorni. Ok, va bene. Prossimo. Questo è una sorpresa, esatto, una sorpresa. Allora, per questa c'è solo un suono unico, che tada, ok? E quindi vi do il via in questa maniera, quando ce l'avrò in mano, e voglio far tada, Allora, questo invece è un mostro degli abissi. Qui lascio a voi Esatto, vediamo un po' cosa succede. Pronti? No, cattiva digestione. Mostro degli abissi. Riproviamo un po'.
questo è quello che mi piace di più. La cena. Suoni di masticazione. Occhio le dentiere, proprio che non arrivino qua, grazie. Anche un Quran Seguin, anche qualcuno. No, tutti, qualcuno. E alto è proprio cena di Natale. Va bene, grazie, grazie, dopo la useremo, mi raccomando ricordatevi i 5 fogli. Perfetto, il bello della diretta, quindi grazie ad Artivarti, a voi che vi toccherà fare questa cosa, quindi tutto il pomeriggio così. Toccherà a me e toccherà anche a voi. Buon pomeriggio e benvenute a tutte e a tutti alla terza edizione del premio Bettoni per l'albo illustrato. Io sono Arianna Capiotto e con Martina Boldarin e Max Bazzana di Artivarti vi accompagnerò in questo evento fatto di adulti che però per loro vocazione artistica parlano al mondo dell'infanzia. Cosa sono gli albi illustrati? Perché non è così scontato che si sappia. Sono dei libri di grande formato, generalmente per la fascia 3-6 anni si diceva una volta, adesso i confini sono molto più labili, più ampi, anche 2,5, 2 fino ai 10. Gli albi illustrati non hanno un rapporto 1 a 1 con il bambino, ma 2 a 1, perché soprattutto nella fascia prescolare devono essere letti dagli insegnanti, dai teatranti, dalle lettrici e lettori volontari, dai nonni, insomma da qualsiasi adulto che sappia leggere naturalmente, ma non è detto, non è necessario quello e c'è quindi l'immagine che la fa da padrona, immagini grandi e il formato che hanno queste copertine così voluminose indica proprio il fatto che non possono essere letti così a letto perché si vi cadono sul naso e alla fine devono proprio essere aperti da qualcuno e davanti c'è il bambino o la bambina che deve ascoltare e imparare e emozionarsi. Quindi immagini fondamentali a tutta pagina di grande impatto come vi dicevo e poi c'è il testo. I due elementi interagiscono tra di loro e uno porta il messaggio che l'altro tace. A volte il testo manca e si chiamano silent book, cioè libri silenziosi e sta proprio all'abilità, alla voglia di comunicare dell'adulto a interpretare la storia con versi, suoni, parole, sospiri. Ecco, i silent book sono il terrore di tutti i genitori alla sera, quando si arriva dopo una giornata stanchissimi e bisogna creare, no, la fantasia e i minimi storici la sera, quindi di solito vengono nascosti o proprio non comprati. Le autrici e gli autori, così come chi illustra, fanno, guardate, un lavoro che è difficilissimo e di grande responsabilità, perché gli albi sono palestre in cui si allenano i sentimenti, le relazioni, i comportamenti, sono finestre sul mondo che i bimbi si apprestano a vivere, la società che inizia a inglobarli, ad accoglierli. Per ogni esigenza c'è un albo che corre in soccorso dei genitori naturalmente, che a volte non hanno le parole o le strategie per far fronte a tutte le problematiche o alle domande di questo mondo complesso. Quindi il nostro grazie va a voi che vi impegnate per questo, che andate di lima, voi autrici e autori, che soppesate ogni parola da impiegare, che fate e disfate bozze, bozzetti, che cancellate e modificate file, che poi il computer si mangia e come l'ho rinominato, non me lo ricordo, era l'albo del secolo, è così, fino ad arrivare all'orizzonte che vi eravate prefissati. Noi e tutte le bambine e i bambini che vi hanno letti e che vi leggeranno, vi diciamo grazie. E ora passo la parola a Daniela De Marchi, che è la presidente della giuria tecnica, nonché direttrice della Biblioteca Civica di Portogruaro, che ci accoglie. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Siamo, come dire, molto emozionati, naturalmente.
Vi porto i saluti del commissario straordinario del Comune di Portogruaro, dottor Iginio Lita, che per impegni concomitanti non potrà essere qui questa sera. La giuria tecnica del Premio Nazionale per l'Albo Illustrato Niccolò Bettoni ha apprezzato moltissimo la qualità degli albi illustrati candidati per l'edizione di quest'anno, anche le scorse. Quest'anno è stata veramente molto molto importante anche in termini numerici. Abbiamo avuto tantissime candidature, è stato un po' difficile scegliere. Il premio Bettoni, nato nel 2022, nel giro di pochi anni, siamo alla terza edizione, sta raggiungendo dei livelli, diciamo, di riconoscibilità a livello del panorama editoriale italiano notevoli, molto importanti, e questo ci inorgoglisce perché diciamo siamo partiti un po' in sordina e effettivamente stiamo ottenendo dei risultati molto importanti. Abbiamo avuto l'occasione di far venire qui a Portogruaro e farci conoscere da moltissimi autori, illustratori, molto molto bravi e veramente di grandissimo livello, e anche dalle case editrici molto molto importanti. E quindi, come dire, il risultato, la qualità del risultato che abbiamo ottenuto è stata naturalmente imputabile anche alla qualità della giuria tecnica, di grande competenza, e posso dire, sono naturalmente di parte, personale della Biblioteca Civica Niccolò Bettoni di Portogruaro, che ringrazio. Entriamo nel vivo del premio Bettoni. Un attimo, alzi la mano chi è di Portogruaro. Tenetela su, tenga su la mano chi sa chi era Bettoni. Ai 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 ai. Non avete studiato, ve lo dico io. Così fate bella figura stasera a cena. Non sai chi era Bettoni? Io lo so. Allora, nato a parte del momento Wikipedia, vuoi fare una musica Wikipedia? Niccolò Bettoni, nato a Portogruaro il 24 aprile del 1770, è considerato uno dei più importanti tipografi italiani del suo tempo. Dotato di grande spirito imprenditoriale, a lui si deve la pubblicazione di molti classici della letteratura italiana. A lui è intitolato questo premio e la Biblioteca Civica di Portogruaro. Grazie, adesso lo sapete. Allora, il regolamento, perché questo dobbiamo citarlo, potevano partecipare al bando gli albi illustrati per la fascia 3-10 anni, opere originali in prima edizione pubblicate in lingua italiana e edite in Italia a partire dal 1 gennaio 2022. Quindi no riedizioni, non ristampe e neanche pubblicazioni autoprodotte. Ogni concorrente avrebbe potuto partecipare con un massimo di 3 titoli. Termine ultimo per la presentazione delle opere è stato il 29 marzo 2024. Quest'anno si sono presentati 49 titoli a fronte dei 31 dello scorso anno, da 22 case editrici. Quindi è un chiaro segno, come diceva Daniela prima, del fatto che il premio sta prendendo sempre più piede nel settore. I libri concorrenti sono stati visionati dalla giuria tecnica, composta da un referente per ciascuno dei partner del progetto e da esperti di letteratura per ragazzi, ovvero Daniela De Marchi, Stella Nosella, scrittrice, Monica Parussolo, illustratrice, Angela Catrani, editor, Beniamino Sidoti, scrittore, e la libreria Todoro di Portogruaro. La giuria, così, da questi 49, ha selezionato 14 migliori albi, secondo questi criteri: adeguatezza alla fascia di età 3-10 anni, qualità grafica delle illustrazioni, qualità della scrittura e del testo, caratteristiche tecniche dell'albo. Inoltre, quindi, tra questi 14 sono stati naturalmente segnalati i 3 e individuati i 3 migliori.
Quindi avremo un vincitore assoluto che avrà un premio di 500 euro, un secondo classificato di 300 euro, un terzo classificato di 200 e tanta gloria e ammirazione che non costa nulla per tutti. E quella ce n'è in tasca, possiamo darla a chiunque. Quindi adesso passerei, eccola qua, questi sono i 14 albi classificati di quest'anno, ve li illustro, quindi diamo l'indicazione del titolo, dell'autore, le autrici, gli autori e la casa editrice. La ballata dei giganti di Anna Lavatelli e Nicolò Mingolini per Coccole Books. Un bosco nuovo, Claudia Facchinetti, Greta Vettori per Sabir. Buon volo a Peregina, Monica Colli, Alessandro Volo, Storie di Echi. Il dubbio, Silvia Borando, Alberto Lot per Mini Bombo. E se fossi qualcos'altro, Bruno Zocca per Lupo Guido. Mamma, ti leggo una storia, Nicola Cinguetti, Lucia Scuderi per Lapis. La mosca gentile, Lorenza Gentile, Giulia Orecchia per Mondadori. Nessuno sa, Arianna Papini per Uovo Nero. Passi Pistacchi, Chiara Lorenzoni, Francesca Daphne Vignaga per Lapis. Piccolo manuale di navigazione di Sara Stefanini per Camello Zampa. Il ressaggio, Valentina Maselli, Marianna Balducci per Sabir. La strada di Alessandro Riccioni, Sara Filipputti per Lupo Guido. Sempre per Lupo Guido, Viaggi di Anna Benotto e ancora Viaggio di un bacio di Guida Risari, Elena Baboni per Lapis. E ora così tra capo e collo diciamo che ha vinto, poi andiamo a casa. No, perché c'è tanto ancora da dire, però vediamo e passiamo alla premiazione del terzo albo classificato. Terzo posto, facciamo un attimo di qualcosa con l'arpa. Con l'arpa. Terzo posto per... Basta perché ho mal di pancia. La ballata dei giganti, testo di Anna Lavatelli, illustrazioni di Nicolò Mingolini, Coccole Books. Ecco qui, allora ritira il premio perché l'autrice, l'autore e l'illustratore non sono qui, Stella Nosella, grazie. E chiamo anche Aida, vieni. Ecco, un bel applauso, prendi questa Aida, la consegni a Stella, ci mettiamo al centro. Qui dentro naturalmente c'è l'assegno che è finto, ma poi arriverà quello vero, arriverà, perché qua non si sa mai. Allora, motivazione. Una ballata di endecasillabi a rima baciata, un bellissimo libro, artistico, geniale, interessante, con illustrazioni ricche e accattivanti, albo tecnicamente perfetto. Consegno anche questo. Non abbiamo l'autrice e l'illustratore, però abbiamo un contributo video, quindi grazie, ci vediamo dopo. Sì, vuoi portarlo? Portalo, vai, che così sgombriamo un po' e iniziamo a mettere via. Va Tanto bene? non ritira niente, no? Va bene, seguono le proiezioni. Buongiorno, sono Anna Lavatelli e voglio ringraziare il premio Bettoni del Comune di Portogruaro per aver concesso il terzo posto alla nostra ballata dei giganti. Grazie ancora e spero di incontrarvi nel futuro. Ciao, sono Nicolò Mingolini e sono l'illustratore della Ballata dei Giganti. Vi ringrazio tantissimo per aver selezionato la Ballata dei Giganti e averla messa sul podio del premio Bettoni. Veramente sono molto contento e purtroppo non posso essere lì con voi a festeggiare, ma vi mando un abbraccio a distanza, vi ringrazio ancora e vi auguro buona lettura. Grazie mille. E allora adesso, per la felicità di tutti i bimbi, lo leggiamo questo libro? Sì? Sì o no?
Oh, prego. C'erano al mondo due brutti giganti che si credevano molto importanti. Andavano in giro pieni di boria ed ogni volta cantavano vittoria. Alti, robusti, tosti e forzuti. Erano infatti alquanto temuti. Quando passavano, la loro mole metteva in ombra la luce del sole. Tutti scappavano, correvano via, gridando aiuto, ai, mamma mia! E i due di più alzavan la testa e dalli, picchia e pesta giù duro su quelle zuccone, fagli imparare la giusta lezione, a suon di legnate fagli vedere che solo il più forte può prevalere. Così pensavano i due giganti, mentre la gente fuggiva davanti e, preso un palo oppure una panca, menavano colpi a destra e a manca. Dove passavano, in quei paraggi, erano distrutte le case e i villaggi. Niente più ponti, né strade, né scuole. Tutto era polvere sotto le suole. Rompevano ovunque senza permesso. Se non volevi, faceva lo stesso. E non lasciavano più cose belle, soltanto sospiri sotto le stelle. Eran gemelli quei due giganti, del tutto uguali di dietro e davanti. Uguale anche dentro la convinzione: usa la forza e avrai ragione. E dopo aver scorazzato a piacere, veniva sete e andavano a bere, veniva fame, mangiavan con gusto, il loro appetito era robusto. Come bicchiere prendevano le botti, calava il vino, salivano i rutti. Era lo spiedo la loro forchetta per ingollare un'intera porchetta. Poi via di nuovo a fare macelli. Che bella vita quei due gemelli. Di prender su schiaffi, pugni e calcioni, ormai eran stufi anche i più buoni, e gli cresceva un'ira funesta, una gran voglia di fargli la festa. Ma contro i giganti che cosa vuoi fare? Non li puoi certo sperar di picchiare. E ognuno diceva: pensiamolo in tanti a come toglier di mezzo i giganti. Con molta calma, usando il cervello, studiamo un piano, studiamolo bello. All'assemblea parlarono in tanti, dissero idee interessanti. Mettiamoli in gabbia, in fondo al mare. Ma non sapevano poi come fare. Ci fu silenzio e una bambina alzò con calma la bella manina. E gentili signori, io conosco una storia davvero vecchia, d'antica memoria. Un trucco semplice, ma molto audace, che ci darà finalmente la pace. Prese una mela, la pitturò d'oro, come se fosse un sommo tesoro. Sopra ci scrisse: la prenda chi è l'uomo più forte
e potente che c'è. Con quella mela andò dai giganti e gliela posò sull'erba davanti. «Ehi, proprio voi?» disse. «Forza, guardate!» Poi scappò via a gambe levate. Vista la mela, letto il messaggio, comincia la lotta per l'appannaggio. «La prendo io che son più potente!» «Stai zitta, scimmia, che non vali niente! Io sono quello più forte che c'è! Povero grullo, vuoi vincer con me?» Sferra il gigante un colpo col pugno, l'altro gli molla un grosso calcione che gonfia il fratello come un pallone, e pazzi furiosi di botta in botta toston riprendon la dura lotta. Questi dal bosco sradica un pino e del gemello vuol fare spiedino. Quegli distacca dal monte una roccia e al fratello la tira in capoccia. Poi tutti e due finiscono a terra, ma non per questo finisce la guerra, e se s'abbracciano è solamente per farsi del male più facilmente. I pugni volano a meraviglia, ciascuno ne dà e ciascuno ne piglia, e rotolando nel gran polverone son botte da orbi a profusione. Si rompon le ossa, sanguina il naso, saltan via i denti e non ci fan caso. E così avvenne che i due contendenti, dopo 2 giorni di combattimenti, si ritrovan seduti in panchina, ridotti a 2 masse di gelatina. Tutta la gente cantava beata: «Che meraviglia, che bella giornata!» E alla bambina facevan gran festa. Qual è la morale? Eccola, questa. Se vuoi sconfiggere i prepotenti, lascia da parte le unghie ed i denti. Scegli di usare bene il cervello. Il metodo giusto, credimi, è quello. Bravissimi. E adesso passiamo al secondo classificato. Il premio va a Il dubbio, testo di Silvia Borando e illustrazioni di Alberto Lot per Mini Bombo. Consegna la targa, ecco qua la nostra Maia, e non ci sono gli autori, quindi chiamerei Monica Parussolo. Ecco, consegna pure. E leggiamo la motivazione. Storia esilarante e spassosa, con un senso del ritmo della narrazione incredibile, illustrazioni deliziosi e sapienti, perfette per la storia. Un albo magistrale che dà spazio all'ironia, elemento importantissimo nella vita emotiva dei bambini. Albo perfetto. Ecco qui, grazie. Ti consegno questo. Guardate pure. Non abbiamo un contributo video, come dicono quelli bravi, ma abbiamo un messaggio, un testo, una lettera, in realtà una mail, che l'autrice ci ha mandato. Allora, carissimo pubblico in sala e gentile giuria, chi vi scrive è Silvia, autrice de Il dubbio, con il tacito consenso anche di colui che ha illustrato questo libro, ovvero Alberto. Purtroppo non possiamo essere lì con voi a festeggiare quest'oggi e ce ne dispiacciamo molto, ma quantomeno ci teniamo a ringraziarvi per con queste poche righe che abbiamo, anzi che ho scritto per l'occasione. Già qui c'è un po' di maretta. Vabbè. Caso vuole infatti che io
sia anche l'editrice e abbia scelto, senza dubbio di sorta, di pubblicare questo sconsiderato volume, fronteggiando timori, rimostranze e ancora una volta dubbi di molti. Alberto in primis, talmente poco convinto di questa vicenda e che vede un'amicizia tradita e un epilogo quantomeno disdicevole, da dissociarsi addirittura dall'insindacabile giudizio di questa giuria e delega a me in toto la scrittura di questo messaggio. Aggiungo io, codardo. Sono dunque particolarmente lieta di questo riconoscimento pubblico che mette fine a ogni dubbio in merito alla bontà del libro e grata del fatto che abbiate riso, o almeno così mi avete fatto credere, della sorte del topo protagonista e degli altri animali che con incrollabile ottimismo, e poi lo sentirete da Martina e Max, si sono avventurati nella pancia del coccodrillo alla ricerca di un paio di maracas che il rettile sornione sostiene di aver mangiato per sbaglio. Ero certa che avreste colto l'umorismo della situazione. O forse no. E che non vi sareste fatti intimorire da una vicenda quasi tutta al buio e senza via di scampo. Sbaglio? Che non avreste vissuto, che avreste anzi vissuto con divertimento questa lettura, godendo del piacere della finzione, in cui è concesso ridere anche delle conseguenze più infauste, imprevedibili e al contempo ovvie. Non è così? Un po' di dubbi continua ad averli la nostra autrice, perché sì, un topo e un coccodrillo possono certamente essere amici, ma a mente lucida è legittimo anche dubitare della cosa e su questo credo non ci siano dubbi. Abbandonando ora ogni ironia, ci tengo a ringraziarvi ancora quindi per questo premio inaspettato e graditissimo. Non mi resta che suonare le maracas della vittoria, in barba anche Alberto. Sciacca, 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 Silvia, l'autrice, e Alberto, l'illustratore, ancora dubbioso. E quindi scopriamo questo bellissimo albo. Chiedo ai bambini, se vogliono, di venire qui davanti, così sentite meglio. Venite, venite, venite. Via, 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 correre, correre, correre. Che veloci, che veloci. Dai, 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 seduti, seduti, così lo sentite bene. Ecco, ve lo gustate meglio, siete in prima fila, dai. Sentiamo. Il dubbio. Il dubbio. Un topo e un coccodrillo erano amici di lunga data. Così, quando quel giorno il coccodrillo disse: «Oh topo, non trovo più le mie maracas, temo di averle mangiate», il suo amico non ci pensò 2 volte ad aiutarlo. «Ah, non ti preoccupare, vado a cercarle io». Le ricerche erano appena iniziate quando il topo si rese conto di non essere solo. «E tu, che ci fai qui?» chiese al coniglietto. «Beh, vedi, stavo cercando le maracas del coccodrillo, ma poi mi sono fermato, non ho più avuto il coraggio di proseguire perché, vedi, un dubbio mi ha colto. Forse sono stato mangiato». «Non essere sciocco», tagliò corto il topo. «Il coccodrillo, mio caro amico, e non farebbe mai una cosa simile. Le maracas devono essere qui, continuiamo a cercare». Fatti pochi passi, però, i due si accorsero di un'altra presenza. «Anche tu qui?» osservò il topo.
Ecco, vedi, stavo cercando le maracas del coccodrillo, ma poi mi sono fermato e non ho più avuto il coraggio di proseguire perché, ecco, vedi, un dubbio mi ha colto. Forse sono stato mangiato. Non scherziamo, sentenziò il topo. Le maracas devono essere qui da qualche parte. Su, continuiamo a cercare. Ma anche stavolta, dopo un breve tratto, i tre dovettero interrompere la ricerca. Il topo a questo punto sapeva già come sarebbe andata. Non me lo dire, scommetto che stavi cercando le maracas del coccodrillo quando di colpo ti sei fermato perché un dubbio ti ha colto. Fi, rispose il pulcino, lo stesso che ha colto il castoro, la tartaruga, l'ermellino, il procione, la talpa, il tasso e il pappagallo. Forse siamo stati tutti mangiati. A questo punto un ragionevole dubbio colse anche il topo e per un istante la sua sicurezza vacillò. Forse anche lui. Ma fu davvero questione di un attimo perché improvvisamente sciacca, 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 un suono familiare attirò la sua attenzione. Erano loro, le maracas del coccodrillo. Il topo lo sapeva, il suo amico non mentiva. E del resto, perché mai dubitare di lui? Ecco le maracas del coccodrillo, gridò il topo. Bra, bra. Oh no, mi spiace. Bra. Queste sono mie. Bra. Piuttosto voi, avete visto le sue pantofole? Sono anni che le cerco. Bravissima, bravissimi. Ma allora, era vero o no? Boh, il dubbio. Dovete prendere questo albo e a casa lo leggete, lo rileggete, forse questo dubbio, si farà un po' di luce su questo dubbio, chi lo sa? Ah sì? Qual è? È un dubbio tu? Dimmi. Ti ha mangiato tutti gli altri? Non lo so, ho un dubbio anch'io adesso. Allora, andiamo avanti. Chi ha vinto? Tu lo sai? Chi? Come fai? Soprattutto, come fai a sapere? Allora facciamo così. Oh, perché adesso stiamo per dire il primo posto, via. Oh, il primo classificato per questa terza edizione. Oh, tutti quanti. Oh, del premio Bettoni, E se fossi qualcos'altro? Teste e illustrazioni di Bruno Zocca per Lupo Guido. Vieni, vediamo la targa e qui chiamiamo l'autore Bruno Zocca. Ecco qua. Andate pure al centro. Eccolo qui. Un autore in carne e ossa. E
se fossi qualcos'altro, testo accattivante con un ottimo ritmo, ironico, ma con una complessità alta, filosofica, geniale. Le illustrazioni sono fresche, immediate, divertenti e coloratissime, le vedrete dopo. Un libro che stimola l'immaginazione e offre un'esperienza di lettura completa e coinvolgente. Albo, stupendo. Bravissimo, bravissimo. Ci dici qualcosa? Sì. Dovrebbe essere acceso. Prova. No? Vai. Prova. No, riprova. No, riprova. Un tasto. Prova. Eccoci. Grazie mille, e non mi aspettavo tutto questo spettacolo bellissimo. Grazie anche a voi. Sono 20 euro. Vabbè, ci mettiamo d'accordo, dai. E sono contentissimo, non so che altro dire, ringrazio veramente tutti, la giuria e tutti. Ci racconti come ti è venuta l'idea di questo albo? Diciamo che questo albo è dedicato ai miei nipoti, Leone e Marco, e mi hanno ispirato loro perché giocavamo e giochiamo ancora, appunto, se fossi qualcos'altro, e c'era sempre mio nipote che voleva essere cose assurde, ad esempio un trattore, o, cose assurde, e da lì, non so, mi ha ispirato e ho voluto fare una storia dedicata ai nostri giochi. E è una storia sì, ma è anche un invito al gioco, ed è questa la cosa che ci tengo di più, forse. E grazie ancora. Grazie a te, grazie, prendo il microfono e ti do la cosa più importante, i soldi. Bravissimo, bravissimo. Prego, grazie. Ce lo sentiamo questo libro? Ce lo guardiamo, ce lo gustiamo? Allora, io sto zitta e lascio la parola a loro. Se fossi qualcos'altro? Aspetta, c'è un dubbio. Eccolo lì. Vabbè, ottimo. Sono un bambino. Sono un bambino? E se fossi qualcos'altro? Se fossi un uccello? Canterei tutto il giorno. Se fossi un temporale? Tremerei a ogni mio tuono. Se fossi il sole? Devo fare solo una cosa. E lei un'altra. Non mi alzerei così presto. Se fossi una sedia a dondolo, viaggerei a tutta velocità. Se fossi una sorpresa, non saprei aspettare. Se fossi una creatura degli abissi, cercherei un posto più luminoso. Se fossi un giardino, porterei a spasso i miei cuccioli. Se fossi una cena, inizierei dal dessert. Toc toc toc. Ehi, pasticcino, è ora di andare a letto. Un pasticcino dovrebbe sempre essere comodo ed elegante. Buonanotte, gattino.
sei un gattino? Lascio andare la fantasia, vola via, non sembra mia, sale alta su questo mondo, poi discende nell'oceano fondo. Non sento più rumori e mali, vago nel blu con le mie ali, cado giù senza far danno, mi siedo re sul più bel scranno. Ma presto torno sulle vie passate, le dolci note mai più tornate, vola alto il pensiero mio, magari ora n'esser Dio. Mi torna in mente un ricordo strano di un passero sulla mia mano, fiducioso e indifeso, ingenuo e senza peso, un'emozione rara e infinita, per sicurezza a quella vita. Grazie. Interessante come anche il tuo personaggio cercasse le maracas. Hai visto che ogni tanto c'è un topic? Il dubbio, ho il dubbio. E adesso passiamo alle 3 menzioni speciali. Eccolo qui. La prima è per l'albo ad alto contenuto filosofico. E la menzione va a Nessuno sa, testo e illustrazioni di Arianna Papini, dell'Uomo Nero. Già vincitrice lo scorso anno. Sentiamo la motivazione che la giuria ha dato. Un libro spettacolare che sa esprimere un grande equilibrio tra illustrazione e testo. L'autrice sa coniugare narrazione e divulgazione, ironia e precisione. Il linguaggio utilizzato è semplice, accessibile a tutti, ma lascia intendere un messaggio potente. Mai fermarsi alle apparenze. Grazie. Ti do il microfono. Grazie Maya. No, sono emozionatissima per l'alto contenuto filosofico, più che altro non... Cosa ho scritto? Sono veramente felicissima e questo premio è a un libro a cui tengo moltissimo, da tutti i punti di vista, perché le persone sono profonde. E viviamo in un tempo in cui da un lato non è data importanza all'estetica, che invece è una cosa molto profonda, dall'altro immediatamente si dà un nome alle cose, un giudizio e si definiscono le persone, e a volte anche a fin di bene, e poi si deve lavorare tutta la vita per uscire di lì. E quindi io avevo bisogno di dirla questa cosa in modo semplice e faccio i laboratori con i bambini e l'altro giorno un bambino ha fatto un coniglio con dei denti tipo, non so, Dracula. Coniglio Mannaro. E ha scritto sotto: tutti sanno che il coniglio è buonissimo. Mi è piaciuto tantissimo. Quindi questo libro mi porta delle meraviglie da parte di chi lo legge e ci gioca.
Le chiedo, era lì da qualche tempo? È uno di quei libri che maturano? È stato Allora nel cassetto? sì, io tengo molto a sfatare i pregiudizi. Nel mio lavoro di arte terapeuta mi capita spessissimo di fare un lavoro io su chi mi trovo davanti, perché comunque siamo una società conformata, no, sul giudizio. E in realtà poi quando noi togliamo quei veli iniziali, tutte le persone sono meravigliose, perché hanno una profondità, no? Io lavorando sul trauma, questa profondità è sempre meravigliosa. Sempre. E quindi ci pensavo da tanto tempo, poi mi ha dato il là qualche frase, no? Perché queste frasi che vengono dette per strada, in televisione, alla radio, e ti rendi conto di dover fare qualcosa. I nostri sono piccoli, grandi mezzi di comunicazione. È vero. Quindi non so come ringraziarvi per Grazie a lei. Ringrazio C'è anche la motivazione. La motivazione è fondamentale. Eccola qua. Grazie. Grazie Arianna Papini. Seconda menzione speciale, albo poetico, va a Passi Pistacchi, testi di Chiara Lorenzoni, illustrazioni di Francesca Daphne Vignaga, edizione Lapis. Ecco qui, allora, non ci sono le autrici, chiedo a Stella Nosella di venire a ritirare la targa, adesso leggeremo anche la motivazione, ecco qui. E abbiamo poi anche un video dell'autrice. Passi Pistacchi. Di poesia c'è bisogno, soprattutto quando si è bambini. Consente di allenare il linguaggio, l'orecchio al ritmo delle rime, lo sguardo per vedere la bellezza. Le illustrazioni sono bellissime e originali. Le filastrocche sono ritmiche, frizzanti, sonore. Albo tecnicamente perfetto. Grazie e adesso ci vediamo il video con il messaggio dell'autrice. Ciao, Ecco qui, un attimo, ecco. Ciao, sono Chiara Lorenzoni, sono qui per ringraziarvi di cuore di aver voluto premiare con una menzione speciale questo albo a cui tengo in modo particolare. Sono filastrocche, 12 filastrocche per i 12 mesi dell'anno, accolte in Casa Lapis e disegnate e illustrate da Francesca Daphne Vignaga. Con Francesca c'è un bellissimo rapporto di amicizia, penso che emerga dal lavoro che facciamo, la stima reciproca e la gioia di lavorare insieme. La gioia anche di lavorare con Casa Lapis, in cui mi sento accolta, in cui ci sono tanti dei miei lavori, e una casa editrice che sa valorizzarti e sa far esprimere la propria voce in modo giusto, in modo corretto. Grazie ancora, grazie della stima. E ora la terza menzione di merito. Autori, categoria autori Veneto Orientale. Il premio va a una persona che conosciamo molto bene, Gigliola Biason. Qua vediamo un po' il centro, quindi Gigliola. La motivazione, Gigliola Biason è un'autrice portoghese molto amata dai bambini. Come Tata Favola ama raccontare le storie e prendersi cura dei sogni dei piccini. Punto di riferimento per il territorio fa parte del gruppo di lettrici volontarie della Biblioteca di Portogruaro, le Sputafavole dell'Emene. Dove siete? Collabora con diverse associazioni ed è donatrice di voce per il libro parlato Lions. Ha pubblicato diversi libri per l'infanzia, di cui molti in collaborazione con l'illustratrice Laura Mascarin.
E quindi adesso io mi prendo questo, grazie, perché la nostra Gigliola ci vuole dire Allora, qualcosa. intanto, siccome succedono cose strane in questo Posto. Grazie. Niente, volevo sincerarmi se sono proprio io. Aspetta, guarda. Ah, no. Ah, sì, dai. Ecco, no, perché dopo dico, magari, Sì, dopo sì. dicono, non eri tu, sei tu, mi sei chiedete indietro il premio. No, invece sono io. Sì, Bene. Allora, grazie. Grazie, è davvero un onore per me essere qui, ricevere questo riconoscimento. Quando ho letto l'invito che mi è stato fatto, le parole fanno un effetto veramente speciale a volte. Ho provato un'emozione particolare, silenziosa. Mi sono scese lacrime belle. Davvero, e ho pensato, ma guarda, mamma mia, che bella emozione. E quindi grazie a tutti voi della giuria e grazie a questo luogo che sento un po' la mia casa e grazie alle parole che amo e alle parole che temo. Quelle che amo sono quelle che sono sempre lì, pronte, disponibili, si lasciano trovare quando c'è bisogno di formare, danno forma a un'emozione, creano il tuo pensiero. Le parole sono una cosa meravigliosa e a volte quando arrivano così e riesco a scriverle, a fermarle su un foglio, è una gioia. Ma ringrazio anche quelle che temo, come in questo momento. Infatti mi sono preparata un piano B. Bisogna sempre avere un piano B nella vita. Quelle sono le parole che non si fanno trovare, no? Che sei lì, blocchi di pensiero, vorresti dire tante cose in quel momento e poi non ti viene niente. Le parole non ci sono più, scappano via. Quindi le parole, la scrittura per me sono state veramente, mi hanno salvato, si può dire che le parole salvano la vita, la scrittura salva la vita? Ecco, a tal proposito io adesso vi leggo una cosa. Ti serve il leggio? Aspetta, facciamo così. Grazie. Tu vedi i miei occhiali? Grazie. Ecco, adesso viene ritirato il premio. Ok. Grazie. Nella mente della bambina i pensieri erano troppi e densi, si affollavano confusi, pieni di parole smarrite e non seguivano il suo respiro. Il cristallo della sua voce le cadeva sempre a terra, frantumandosi. La bambina era spaventata dagli scherzi che le faceva la mente. Non si poteva fidare. Triste e dimenticata dal sole, si rifugiava in un silenzio di ombre. Pian piano si annullava, si ammalava. Senza le parole giuste non poteva essere, non poteva scoprire quel più in là che la vita le riservava. Sentimenti che uccidono un germoglio con tanta voglia di sete, di luce, d'amore, d'accoglienza. In quel dolore muto, nella profondità del suo essere, la bambina sentiva che in un mondo lontanissimo da lei c'era dell'altro. Una vita pulsante, brulicante di parole feconde e uniche che le appartenevano e la conoscevano meglio di chiunque altro. Parole prigioniere di un grosso nodo teso e duro come pietra, parole soffocate. Doveva capire come sciogliere il nodo per liberarle. Una sera, con gli occhi pieni di un buio che conosceva, immersa con lo sguardo nel disegno infinito del cielo, le apparve dinanzi un lungo filo d'argento. Delicatamente lo raccolse
e lo percorse col pensiero fino ad arrivare in un luogo ancestrale. Una fonte. Nell'acqua lucente una dolce signora dai capelli di luna e dalla voce calma e suadente narrava le sue storie fantastiche. Tesseva parole ad arte, sprigionando scintille che incantavano la bambina. Era la ricamatrice di parole. Rimasero insieme tutta la notte e da quel giorno la bambina attendeva tutte le sere trepidante che il sole tramontasse per raggiungerla alla fonte. Oh, stava bene con lei. Si sentiva protetta, come se avesse trovato la mappa per un tesoro dimenticato. La ricamatrice di parole era il suo segreto, la sua magia. Quando al mattino la bambina si svegliava, la misteriosa signora le faceva capolino e lasciava tracce del sogno, ora nitide, ora velate. Accesa da quell'emozione, respirava profondamente e con voce calma si diceva: restate, vi prego, non ve ne andate, non sparite. Doveva fare presto. Sapeva che le parole potevano svanire all'improvviso. Affamata di carta e penna, entrava veloce dentro i vicoli addormentati della sua memoria. Doveva cogliere ogni briciola di ricordo, risvegliare le parole assopite, metterle in ordine, trasformare quei doni in pensieri e fermarli sul foglio con l'inchiostro. Così sarebbero stati suoi per sempre. La bambina sapeva come fare. Si rifugiava in un luogo tutto suo, fatto di anima e respiro. Abbassava le palpebre e aspettava. L'attesa è un piacere di un nulla che si crea. E dopo poco accadeva. Le parole le si offrivano spontanee, libere, leggere. La vestivano di una gioia immensa, intima, sua. Da quel momento la bambina non smise più di scrivere, di narrarsi storie, di soffiare una parola al vento e riceverne indietro altre 100. Le animava della loro natura. Scriveva con il corpo e con il cuore. Un rito irrinunciabile, consapevole. Questa è stata la sua cura. Grazie Gigliola. Grazie infinite. Grazie a te. Eccoci qui. E ora il premio alla carriera Eleonora Nespolon. Chiamo quindi il signor Ivano Nespolon e Maria Eleonora. Vieni. Allora, a Maria Eleonora, guarda che pesa tanto, eh? Ti do questo da consegnare poi alla vincitrice, va bene? Il premio alla carriera Eleonora Nespolon va a Bimba Landman. Dai il premio. Ci spostiamo tutti un po' al centro, vediamo così. Ecco la motivazione. Bimba Landman è tra le più importanti autrici e illustratrici italiane. Allieva di Stefan Zavrel, maestro di illustrazione di albi per l'infanzia, ha pubblicato molti libri per bambini per i più noti editori italiani, tradotti in oltre 20 lingue e ha vinto premi prestigiosi. I suoi disegni sono stati esposti alla National Gallery di Londra, al Museo Itabashi di Tokyo, negli Stati Uniti e in diverse nazioni europee e in Italia, dove il Museo Carlo Bilotti Arancera di Villa Borghese le ha dedicato una retrospettiva. Le sue produzioni artistiche sono state utilizzate per realizzare documentari visivi,
guide interattive e spettacoli teatrali. Quindi un premio super, super, super meritato. Ci vuoi dire qualcosa? Sì, in realtà Ecco, volevo grazie. chiedere a Stella di ritirare il mio premio perché sono emozionatissima, ma è uno scherzo. Posso appoggiare un attimo? Sì, sì, certo, certo. No, sono emozionatissima, agitatissima. E non avrei mai pensato, quando ero una meravigliosa bambina come lei a quell'età e facevo i miei piccoli libri disegnati e illustrati, un giorno di arrivare a questo immenso riconoscimento. Per cui così ringrazio veramente di cuore tutti quanti e soprattutto persone così legate con il cuore veramente a questo mondo dell'infanzia, a questo mondo bambino, a questa voglia di raccontare storie, che è un mondo meraviglioso, insomma, qualcosa di fantastico. Per cui grazie a tutti voi, grazie ai lettori, agli editori, alla mia famiglia che mi ha incoraggiato a credere nei sogni. Insomma, è una lista interminabile, grazie al premio, insomma, perché il premio a una carriera è un premio di una rete di persone così che ti aiutano, ti sostengono quando hai qualche crisi che succede, ti dicono no dai vai avanti, insomma, per cui grazie a tutti. Grazie, grazie. Vedete, chi scrive per l'infanzia ha negli occhi, c'è poco da fare, ha negli occhi qualcosa di diverso. Lo devo dire, lo devo dire. Ancora gli occhi sono quelli dei bambini. E l'emozione che sentiamo e che arriva da voi veramente tocca i cuori di tutti noi. Grazie davvero, grazie. Ivano, ci dici qualcosa? Beh, prima la signora Gigliola parlava di un piano B quando non si hanno parole e io non ho parole sinceramente. No, posso solo ringraziare l'amministrazione che fin dal primo momento, da quando abbiamo fatto una semplice mail dicendo che avremmo fatto una donazione, e ci è venuto incontro, ci ha detto, sono stati entusiasti, ho iniziato a lavorare con la dottoressa De Marchi e siamo arrivati appunto via via poi a realizzare questo che è un embrione, comunque un inizio di qualche cosa che chissà, speriamo che le prossime amministrazioni abbiano la sensibilità di proseguire e di far continuare, anche perché è comunque un qualche cosa che tra poetico, tra colori e tra bambini non può far altro che scaldare il cuore, insomma, dico io. Grazie di nuovo all'amministrazione. Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie Maria Eleonora, grazie tesoro. Grazie. Ma certo. Vi lascio anche la motivazione, ecco, una cosa in più. Allora, siamo giunti oramai al termine e prima di passare ai ringraziamenti vi avviso che al piano terra della biblioteca, quindi quando entrate sulla destra, se scendete di qua sulla sinistra, se scendete di là di fronte, non potete sbagliare, come le hostess, troverete una scaffalatura dove trovate tutti gli albi di questa edizione e anche delle precedenti. Una parte di questa scaffalatura è dedicata inoltre alle opere dei corsisti del laboratorio artistico tenuto dall'illustratrice Monica Parussolo, che si è concluso qualche giorno fa. Quindi insomma arte su arte, fantasia e immaginazione tutto assieme lo trovate giù. E adesso i ringraziamenti, e siamo giunti al termine di questo nostro bellissimo evento. Me lo dico da sola, bellissimo. A me è piaciuto. Il dubbio vostro. Allora, grazie a Ida, Donadelli e Maya Iridio. Venite qua bimbe che avete consegnato le targhe. Eccole qua. E anche a Maria Eleonora, grazie, sai per prima. Eccole qua.
Eccoci, vediamo, abbiamo un po' di cose da darvi, eccole. Grazie. Grazie. Grazie, ci facciamo un po' più in là, bimbe, andate un po' più in là, che adesso lasciamo il posto a tutti. Poi la giuria tecnica, grazie, quindi Stella Nosella, Monica Parussolo, Daniela De Marchi, Neriada Gergeviza, spero di averla detto bene, della libreria Todoro, Marzia Crosato, le altre, Marzia, c'è, l'abbiamo vista? C'era. Ecco qui. Grazie a Martina Boldarin e Max Bazzana dell'Associazione Teatrale Arti Varti. Grazie. Specialmente a Martina che stamattina mi ha salutato con ciao. Ho detto, oddio, come facciamo oggi? Invece non so che magia ha fatto, un po' di voce è arrivata. Quindi Brava. applausone anche al dottore e agli infermieri. Viva il pronto. Stavo Ecco. per dire mai fiori per me, però vabbè, sempre Così. di qualcosa di naturale comunque, no? Così, per tenerti ancorato alla realtà. Sì. Perfetto. Il personale tutto della Biblioteca Civica Niccolò Bettoni di Portogruaro, grazie per tutto. I tecnici video Davide Burigatto e Simone Gabatel, eccolo là. La fotografa Aurora Olivo, che è lì che ci fa le foto, giustamente al suo posto. Le realtà territoriali che ci hanno fatto omaggio dei fiori e del vino, ecco, quindi ringrazia Max e le realtà territoriali. Un applauso solista. Grazie. No, dai, offro. Forse. E poi hai finito l'elenco? Ma posso andare avanti? Perché mancherebbe un nome. Sì. No, Arianna Capiotto, colei che ci ha traghettato questa serata. Grazie. E naturalmente chiamo gli autori e le autrici, venite pure qui, perché volevamo darvi i fiori prima, vi abbiamo detto targa, fiori, motivazioni, soldi, troppo. Poi si sa, gli autori si agitano. Un applauso, che così riempiamo questo spazio, visto che Max è andato a bere. Ecco. Grazie a tutti, ci facciamo proprio una bella foto, tutti quelli che hanno contribuito. E vieni Maria Eleonora, vieni, anche tu, che così ci facciamo una foto, tutti assieme. Ecco qua, ups, ecco qua, anche a te, che bei fiori. E anche Ivano Nespolon, naturalmente. Ecco, siamo tutti pronti, il nostro lato migliore. Pronti? Che è questo? Allora, 3, 2, 1, diciamo. Sì, ecco qua, giusto? La mamma di Maria Eleonora, ecco qua. Pianta? Bettoni, diciamo, perché ha le ole, quindi vediamo con le facce belle. 3, 2, 1, Bettoni! Laura, vieni anche tu, Laura. Anche tu. Chiunque, Mario, venga Mario. Simone? Sì. Grazie a tutti e ci vediamo il prossimo anno con la 4ª edizione, e a tutti gli autori e le autrici scrivete. Viva la fantasia! Ecco.
Ah sì? Le favole dove stanno? Il firmacopie Ce n'è in fondo alla una in sala. ogni cosa. Ecco qua. Nel legno, nel tavolino, nel bicchiere, nella rosa. La favola sta lì dentro da tanto